chiedo scusa a tutti quelli che sono costretti a vivere in questo disagio, mi impegnerò di più, cercherò di fare ancora meglio, insomma, credete che è nel cuore e non esiste che vogliamo nascondere nulla, anzi. Via Piave è un problema che va risolto e lo risolveremo. Il primo cittadino di Venezia torna con forza oggi sull'emergenza nella zona più calda di Mestre e ai residenti garantisce: ci sto lavorando giorno e notte. Via Piave secondo noi è ancora un tema aperto e voglio tranquillizzare tutti che in qualche modo abbiamo assolutamente chiaro e preciso il nostro compito e sappiamo che lì non abbiamo ancora ottenuto i risultati che ci aspettavamo. Il sindaco si riferisce anche a problemi giuridici complessi che avrebbero rallentato l'iter dell'intervento, ma ad ogni buon conto vi è la certezza di poter fare respirare aria nuova a chi vive e lavora in Via Piave in tempi relativamente contenuti. Idem per la soluzione dei problemi annosi denunciati al Parco Albanese. Io voglio chiedere scusa ai cittadini perché comunque non voglio cercare scuse né capi espiatori di nessun genere. Dico, continuiamo a crederci tutti, non è che abbiamo abbandonato, ci siamo dimenticati o ci siamo arresi, non ci arrenderemo mai. Sulla questione sicurezza, di fianco al questore di Venezia, Brugnaro ribadisce la sua proposta di legalità e l'auspicio che possa essere condivisa dal nuovo governo, di qualunque colore esso sarà. Che parliamo di un giorno di cella di rigore, un giorno, 2 giorni, i poteri penali al giudice di pace, questo darebbe un po' di sollievo e poi penso che bisognerà iniziare un percorso in Italia di costruzione di carceri, grandi carceri, a fianco di questo che sarà il bastone, la carota dei posti di lavoro, cioè la carota del grande rilancio occupazionale e lavorativo a partire nel nostro caso da Porto Marghera. È un disegno che per forza dobbiamo proporre al governo, al di là delle idee, delle ipotesi e così via, dobbiamo lavorare insieme per risolvere i problemi dei cittadini. Io ci sono sempre. Aspettiamo adesso che si formi il governo, vediamo chi sarà il ministro dell'interno e speriamo appena possibile di avere queste interlocuzioni.